Trasformato in rapina, un commesso preso a pugni, bloccato uno dei responsabili, un ragazzino di appena 14 anni, è accaduto in via Roma, una delle zone più calde di Treviso. Sorpreso a spacciare davanti ad una scuola, picchia un vigile e se la cava con una denuncia a piede libero, protagonista un richiedente asilo pakistano già bloccato 2 giorni fa. Paura ieri sera in un centro benessere a Onè di Fonte, 3 banditi armati di pistola portano via 200 euro prima di sparire. Il giallo di Sofia, uccisa e gettata in una scarpata sul Grappa. Secondo il legale della famiglia di Pascale, il compagno suicida della donna, l'assassino è ancora in libertà. Cerca la sorella disperatamente da più di 20 anni. La storia di Milena e Michela, separate da bimbe in orfanatrofio. L'estate scorsa era diventato oggetto di un caso mediatico nazionale per il cartello 100% personale italiano. Ora la pizzeria di Mogliano è in vendita. Forse quella storia mi ha nociuto, dice il titolare, ma lo rifarei. Chiacchiere su un flirt con una dipendente comunale, la rabbia del sindaco di Spresiano che immediatamente reagisce con un post di fuoco su Facebook. Cadono pezzi di vetro dai lucernai delle gallerie del cimitero di San Lazzaro a Treviso. Una trevigiana ha da tempo segnalato il problema, ma ad oggi nessuno lo ha risolto. Buonasera, ben ritrovati con il TG di Treviso. In primo piano la cronaca, l'avete sentito dai titoli, un furto trasformato in rapina, un commesso preso a pugni ed è stato già bloccato uno dei responsabili che, pensate, è un ragazzino di appena 14 anni. Sentiamo. Un ragazzino di appena 14 anni denunciato mentre si indaga per risalire anche al baby complice si è trasformato in rapina ieri sera al negozio Basic Storm di via Roma, il furto a dir poco sfrontato di 3 giubbotti che i 2 giovanissimi hanno messo a segno poco prima della chiusura senza curarsi minimamente di essere visti. Hanno preso dal piano interrato 3 giubbotti, valore oltre 200 euro, e tornati al piano di sopra si sono diretti verso la porta. Hanno tentato di rubare dei giubbotti, 3 giubbotti circa, e sono venuti su al piano qua in mezzo e il mio collega ha cercato di fermarli e prendendo i giubbotti si è beccato un pugno in faccia. Questi ragazzini sono scappati, l'altra mia collega ha chiamato subito la polizia e sono arrivati subito e hanno preso uno dei 2 ragazzini. Il 14enne bloccato è stato denunciato per tentato furto aggravato, l'altro, una volta identificato, sarà accusato di tentata rapina impropria e lesioni. Lo stagista 22enne colpito con un pugno è andato oggi a farsi refertare in ospedale. Episodi come questo non sono nuovi in una zona, quella di via Roma, da sempre problematica e per questo costantemente controllata. Succedono abbastanza frequentemente, capita circa una volta l'anno che qua vengono danneggiate le vetrine. In questo senso va anche l'intervento di potenziamento dell'illuminazione nel sottoportico. Adesso noi stiamo cercando di ribonificare questa zona, anche in primavera faremo degli eventi di street art e cercheremo di dare un reddito digitale a tutti i ragazzini per evitare che magari rubino. Sorpreso a spacciare davanti ad una scuola, picchia un vigile e se la cava con una denuncia a piede libero. Protagonista un richiedente asilo pakistano già bloccato 2 giorni fa, sempre per spaccio, in centro a Treviso. Bloccato dalla polizia locale mentre spaccia droga ai ragazzini davanti all'istituto Riccati, è accaduto stamane in piazza Vittoria a Treviso ed è la seconda volta in appena 3 giorni che lo stesso giovane pakistano viene fermato dalla polizia locale in centro città. Oggi, nella colluttazione, mentre procedeva al fermo, un agente della polizia giudiziaria è rimasto ferito. Il pakistano, 31 anni, è un richiedente asilo già noto alle forze dell'ordine, espulso dal centro d'accoglienza dell'ex caserma Serena e già identificato più di una volta nelle zone di spaccio. La richiesta di asilo politico gli è stata negata ed ora è in attesa del pronunciamento in merito al suo ricorso. Nel frattempo risulta senza fissa dimora e nulla tenente. Evidentemente si guadagna da vivere spacciando, visto che sia oggi davanti a Riccati che martedì in via Orioli è stato trovato in possesso di una dozzina di dosi di marijuana, oltre a denaro contante, 160 euro, una somma decisamente sospetta dato lo stato di indigenza dell'uomo, che a quanto pare non si faceva alcuno scrupolo a spacciare anche a minorenni in attesa di entrare a scuola. Dopo il fermo di stamane, lo straniero è stato portato al comando della polizia locale. Il magistrato ha disposto la denuncia a piede libero con le accuse di spaccio, resistenza e lesioni.
E da pochi giorni la polizia locale durante i controlli ha a disposizione le body cam, delle micro telecamere inserite nel giubbotto che memorizzano ed archiviano le immagini. Vediamo. Eccola la pattuglia in centro a Treviso, addosso la body cam, strumento utilissimo che registra ed archivia immagini dei fatti che accadono in quel preciso momento. In caso di necessità il vigile aziona la bodycam. L'operatore attiva la telecamerina e la telecamera recupera per i 2 minuti precedenti all'avvio, il che vuol dire riesce a recuperare momenti importanti dell'aggressione, pertanto va anche a ritroso a recuperare il periodo pregresso. Mai come in questo periodo lo strumento è importante a Treviso nelle zone considerate a rischio. Ormai sono all'ordine del giorno risse, liti, spaccio ma anche furti. Così una volta azionata la telecamera, che è collegata con la centrale operativa, se l'operatore dovesse trovarsi in pericolo verrebbe inviata un'altra pattuglia senza nemmeno bisogno di una chiamata. Tutto ciò che viene registrato può essere prodotto come prova in occasione di eventuali contenziosi, pertanto può essere prodotto in tribunale e fa piena prova. 15 le telecamerine in dotazione alla Polizia Municipale di Treviso, occhi elettronici pronti ad immortalare ogni fatto criminoso. E proseguiamo con la cronaca, perché ieri nel mirino dei rapinatori è finito anche un centro massaggi ad Onè di Fonte. Vediamo. Blitz all'ora di cena al centro massaggi di Onè di Fonte. A entrare in azione attorno alle 19:30 un vero e proprio comando composto di 3 persone. Pistola alla mano, il gruppetto si è fatto aprire la porta e poi ha minacciato la commessa. Secondo i carabinieri della compagnia di Castelfranco andavano a colpo sicuro, poche centinaia di euro il bottino in totale. Sì, perché lei paura al lavoro. Ai presenti non è rimasto altro da fare che chiedere l'intervento delle forze dell'ordine che hanno ricostruito l'accaduto. Ad agire sarebbero state 3 persone di colore, probabilmente nordafricane. Al momento del blitz avevano il volto parzialmente coperto. Gli inquirenti sono al lavoro in queste ore per valutare analogie con la rapina andata a segno ai danni di una sala giochi di Bassano del Grappa poche decine di minuti dopo. Sullo stabile dove si trova il centro massaggi c'è anche una sala giochi. Che l'obiettivo dei banditi fosse quello e abbiano suonato il campanello che credevano del retrobottega e si è rivelato invece di un centro massaggi, toccherà alle forze dell'ordine scoprirlo. Ed ora il giallo dell'omicidio di Sofia, la bella ucraina uccisa e gettata in una scarpata sul Grappa. Secondo il legale della famiglia di Pascal Albanese, il compagno suicida della donna, l'assassino di Sofia è ancora in libertà. Se per gli esiti completi dell'autopsia sul corpo di Sofia Melnik bisognerà attendere ancora 1 mese e mezzo, i risultati degli accertamenti compiuti dai carabinieri sull'auto di Pascal e su quella della bella ucraina chiariscono alcuni primi aspetti dell'efferato omicidio. Nell'auto di Pascal Albanese non sono stati rinvenuti elementi collegabili al delitto, in quelli di Sofia sì. Sofia è stata trasportata con quell'autovettura, presumibilmente nel bagagliaio dell'autovettura stessa. E quindi si deve presumere che a trasportarla fosse il suo assassino. Tracce abbondanti di sangue e saliva che testimoniano il brutale pestaggio e forse anche che Sofia era ancora viva quando è stata caricata nel baule dell'auto per essere trasportata sul Grappa e gettata nella scarpata come un sacco dell'immondizia. E chi guidava l'auto della donna? Quasi certamente, il giorno stesso della sua scomparsa, è verosimilmente l'assassino. Ma chi è questa persona? Secondo il legale della famiglia albanese, la soluzione più ovvia, quella cioè che sia stato Pascal ad uccidere la compagna per poi togliersi la vita, non sarebbe la pista giusta. Per ragioni temporali sono trascorsi 11 giorni dalla scomparsa di Sofia al suicidio e per il fatto che vi siano indicazioni ancora non rese note dagli inquirenti, dalle quali, dice l'avvocato, si evince che in quei lunghissimi 11 giorni Pascal non sapesse dove fosse Sofia. E allora perché si è suicidato? Perché pensava che Sofia lo avesse lasciato? Ma se è così allora non è il suo assassino. E questo noi dobbiamo chiedercelo, non possiamo fermarci in superficie, esiste il rischio concreto e reale che ci sia un assassino in libertà. 20enne di Castelfranco vittima di una violenza sessuale di gruppo, a Jesolo, in 3 finiscono sotto inchiesta.
Violentata nel parcheggio della discoteca Muretto di Jesolo da 3 ragazzi, 3 ventenni, ora indagati dalla Procura di Venezia. Vittima una loro coetanea residente nell'area di Castelfranco Veneto che aveva denunciato il fatto avvenuto quest'estate un paio di giorni dopo. Violenza sessuale di gruppo, la pesante accusa a cui i 3 rischiano di dover rispondere. La ragazza ha raccontato di essersi appartata in auto con uno di loro, un giovane di Mestre conosciuto la sera stessa, che però a un certo punto sarebbe sceso dalla vettura allontanandosi e sul mezzo sarebbero saliti altri 2 giovani che avrebbero abusato della ragazza. Il difensore del primo giovane, l'unico che finora ha accettato di rispondere alle domande degli inquirenti, punta a chiedere l'archiviazione della posizione del suo assistito perché, come confermato dalla vittima, lo scambio con lui era stato consenziente e non era presente alla successiva violenza. Ma la procura prosegue gli accertamenti. Tutti e 3 sono sotto inchiesta per violenza sessuale di gruppo. Cerca la sorella da più di 20 anni. Sentiamo nel prossimo servizio la storia di Milena e di Michela, separate da bimbe in orfanatrofio. È come se ti mancasse un pezzo di te, nel senso che sai di avere una sorella, però non la puoi frequentare, non la puoi vedere, non puoi sapere se sta bene, se sta male. Il pezzo che da sempre manca a Milena ha un nome, Michela, la sorellina che non ha mai conosciuto, che non ha mai potuto conoscere e che sta cercando da 20 anni disperatamente. Separati in orfanotrofio a Trieste, e da allora Milena Girardi, quarantenne nata a Quinto di Treviso e che da anni risiede a Pasian di Prato in provincia di Udine, non ha smesso di cercare. Oggi felicemente sposata e con un figlio, ha vinto la sua battaglia per dimenticare una terribile infanzia, ma quel vuoto resta aperto. Milena è nata nel 1976 in una casa famiglia nel Trevigiano da una ragazza madre di San Polo di Piave, problematica, e un padre di cui non sa nulla. I primi anni lì, poi la mamma conosce un uomo che la sposa e porta via la famiglia, un peregrinare tra Veneto e Friuli. Ma il clima è terribile, tanto che la piccola Milena venne portata in orfanotrofio a Trieste. Per maltrattamenti, per famiglia con condizioni igieniche disastrose. Intanto la mamma dà alla luce una seconda bimba, Michela, nel 1979. Pochi mesi e anche questa piccola viene tolta alla coppia per timore di nuovi maltrattamenti. E Michela finisce proprio lì, dove sta Milena, che ha appena 3 anni. Difficile ricordare, ma le immagini nella mente ogni tanto riemergono. Ho un'immagine presente di lei in una cestina e io che le tenevo la mano, la manina, quindi questa scena ce l'ho presente. Poi dopo alcuni mesi una famiglia decide di adottare Milena, ma solo lei. Difficile capire perché. Prima hanno detto che c'era una legge all'epoca che non poteva fare in modo di far adottare 2 sorelle. Non lo so se questo sia vero, è andata così. Separano le sorelline per sempre. E lei resta lì, sembra con una famiglia interessata a lei o di Trieste o dei primi confini con la Slovenia, però non ho certezza. Milena cresce e diventa donna, non ricorda più nulla, finché ventenne, conosciuto il suo passato di adozione, rintraccia al telefono la madre biologica e scopre allora di avere una sorella. In quel momento sono rimasta un po' bloccata, però anche da un lato contenta perché ho detto allora era vero che c'era. L'ha cercata per 20 anni, la cerca ancora, ma nulla. Si rivolta a investigatori e istituzioni. Niente. Il Tribunale di Trieste l'ha informata che può dare notizie soltanto in caso di gravi motivi sanitari, altrimenti nulla, il buio. E allora si affida anche a una telecamera per un messaggio a Michela, dovunque sia. La prima cosa che le direbbe se la vedesse? Che io ci sono sempre stata, ci sarò sempre e se lei vuole, se ha piacere, se ha la volontà, io l'aspetto a braccia aperte. L'abbraccerei. Unica cosa. Poi tutto il resto viene dopo. Ed ora il caso della pizzeria di Mogliano che aveva fisso il cartello 100% personale italiano. Lo ricorderete, quest'estate il caso era esploso. Ebbene, ora quella pizzeria chiuderà, l'attività è in vendita, ma il titolare non ci sta a farsi chiamare razzista e dice che lo rifarebbe. Sentiamo. C'è stato un calo di lavoro, non so, dicono che c'è ripresa. A me non sembra, ecco, magari solo mio. Chiude battenti la pizzeria Trattoria ai Veneziani, il locale di Mogliano Veneto che era diventato un caso mediatico. Fuori dalla pizzeria era stato affisso un cartello, personale 100% italiano con tanto di bandiera tricolore. Una scritta che aveva suscitato un mare di polemiche. A 7 mesi di distanza il titolare Giorgio Nardina ha deciso di vendere l'attività e forse anche quella scritta ha pesato negativamente. Le aveva nuociuto?
Inizialmente no, dopo nel tempo sì, gruppi di persone che venivano non sono più venuti, un po' cercavano di evitarmi quando ci incrociavamo magari in piazza, addirittura ho avuto parenti che mi hanno tolto il saluto. Il cartello aveva suscitato anche il plauso dei leghisti Salvini e Calderoli, che avevano promesso di passare a mangiare una pizza. Non li ho mai visti né sentiti, eccetto in quel periodo, insomma. Se l'aspettava? No, sinceramente, non me l'aspettavo. Che almeno fossero passati a bere un bicchiere di vino, pensavo. Nardin nel 2004 ha ottenuto il premio come pizzaiolo più buono d'Italia e nel 2006 del Veneto, grazie all'iniziativa Pizza e Cuore, che raccoglieva fondi per i bambini in Etiopia, Burkina Faso e Cambogia. Non sono un razzista e non c'è mai stata la volontà di discriminare nessuno, spiega il titolare, ma semplicemente di difendere un Made in Italy, non solo nella provenienza dei prodotti ma anche dei lavoratori dell'attività. Ad oggi questo primato però non è più valido, visto che è stata assunta una donna romena per le pulizie. Nardin però non è pentito dell'iniziativa ed oggi lo rifarebbe. Lo rifarei, sì. Ed ora torniamo a parlare del bando periferie, dei 14 milioni di euro che il comune di Treviso rischiava di perdere a causa del ricorso al TAR da parte di una ditta esclusa dal progetto. Ebbene, il problema è stato risolto grazie alla donazione del progetto stesso da parte di un privato. Siamo salvi, Treviso avrà questo finanziamento. Esulta e ringrazia il sindaco Manildo. I 14 milioni di euro del bando periferie arriveranno a Treviso grazie ad un'azienda privata, la DB Holding, che ha deciso di donare gratuitamente al comune il progetto delle opere di riqualificazione di Santa Maria del Rovere, bypassando così il contenzioso tra due ditte, quella che si era aggiudicata il progetto e quella esclusa, che rischiava di far perdere i soldi a Treviso. Un regalo di Natale in ritardo quanto mai gradito per il sindaco, che non manca di togliersi un sassolino con l'opposizione. Mi ha fatto molta tristezza il fatto di gente che tifa contro la propria città, ecco, questo mi ha reso un po' mi ha fatto un po' pena e ha fatto da contraltare invece con la generosità e la passione civica di questa azienda. Il problema dunque è stato risolto, quel che resta è la burocrazia ed il tema annoso del ricorso alla giustizia amministrativa, che spesso finisce per diventare un ostacolo ad opere pubbliche a vantaggio della collettività. Per restare a Treviso accadde per il progetto di restauro del Museo Bailo, bloccato per anni, e rischiava di accadere per il bando periferie, facendo perdere un bel po' di soldi al comune e alla città. Bisogna trovare una misura per l'esercizio e la tutela dei propri diritti e il fatto però di non far perdere alla collettività dei benefici e la competitività che questi benefici possono portare. Un tema che il sindaco vorrebbe diventasse argomento della campagna elettorale per il voto del 4 marzo. Ecco, mi piacerebbe che si parlasse un pochettino anche di questo a livello nazionale. Sfrattati sistemati assieme ai profughi al Ferro Hotel di Treviso, pronta la smentita dell'associazione Hilal all'attacco della consigliera comunale Maristella Caldato. Trevigiani sfrattati, sistemati al Ferro Hotel insieme ai profughi. Non ci sta Abdallah Khezraji a incassare senza reagire l'attacco della consigliera comunale del PD Maristella Caldato, secondo la quale famiglie con anziani e bambini verrebbero piazzate in strutture come quella a ridosso del cavalcavia della stazione insieme ai richiedenti asilo. Il circolo Hilal, spiega Khezraji, è da tempo impegnato nel risolvere emergenze abitative. Noi ci siamo trovati 4 mesi fa con vari soggetti, Caritas, la S, altre associazioni del volontariato, sotto la richiesta del comune per trovare delle soluzioni ai sfrattati. Da qui l'aiuto ai 20 profughi che dormivano nel parcheggio dell'Appiani, la sistemazione di 2 famiglie, a breve la soluzione della situazione in cui versano altri 3 nuclei. Ovviamente lontano dal Ferro Hotel, cosa che l'ha Caldato, ma non so da dove gli è venuta questa idea di venire a verificare nel Ferro Hotel. Da una come Caldato, che si professa di centrosinistra, attacca Khezraji, mai mi sarei aspettato certe dichiarazioni sulla commistione tra profughi e sfrattati. Non accade da noi, ma si deve essere anche, credo che questo è un puro razzismo da parte sua,
di esprimere questo pensiero così. Conoscendola da anni, se lei ha delle spiegazioni può venire da me e le spiego tutto. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco. Rieccoci in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Spresiano. Chiacchiere su un flirt con una dipendente comunale, immediata la reazione del sindaco della Pietra su Facebook. Voci di una presunta relazione con una dipendente comunale. Apriti cielo, il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra ha usato ancora una volta Facebook, ma per fare testualmente una comunicazione personale, premettendo che sono innamorato follemente di una persona e una sola, scrive, uso il social per dire agli individui che mettono in giro certe porcherie di vergognarsi profondamente. Io credo che gli attacchi politici e amministrativi siano all'ordine del giorno e vadano anche accettati. Quando poi si entra nella vita personale dicendo baggianate e bugie, insomma, ritengo ci sia un limite a tutto e per cui ho deciso di affrontare la cosa pubblicamente. Insomma, io sono uno che non ha paura di nessuno, soprattutto quando è nel giusto. Il giovane sindaco si è da poco separato dalla compagna con cui ha una figlia e da qualche mese è accanto un'altra persona. Una situazione limpida, da qui il post per stroncare subito il chiacchiericcio, incassando quasi 500 like in poche ore. Non è tanto personale, non è per il rispetto nei miei confronti, che insomma, si potrà anche passare sopra, ma per il rispetto di tutte le altre persone coinvolte, in primis della mia compagna, di mia figlia, che insomma, a 7 anni si sente dire queste cose del padre, non è che sia proprio contenta, e anche dei familiari, insomma, dell'altra persona coinvolta. Personaggio estroso Della Pietra, forse anche per questo preso di mira. Ho avuto magari un passato un po' discolo, ma per modo di dire, cioè canti in un gruppo rock, sei giovane, hai la moto, no? Diciamo che è uno stereotipo magari del ragazzo a cui piace la vita. In realtà non è mica così, io credo di essere una persona molto posata e soprattutto alcuni valori, in primis la fedeltà è sempre stata al primo posto nella mia vita. Cadono pezzi di vetro dai lucernai delle gallerie del cimitero di San Lazzaro. Una signora ha da tempo segnalato il problema, ma ad oggi nessuno lo ha risolto. Vediamo. Signora, per quale motivo lei ci ha contattato? Perché più di una volta mi è capitato di essere sfiorata da un blocco di vetro che cade dal lucenario del piano di sopra. Eccoli i cocci di vetro caduti da uno dei tanti cubetti di vetrocemento che compongono i lucernai dei loculi del cimitero San Lazzaro di Treviso. Pezzi di vetro di grande spessore in grado di ferire seriamente le persone che si recano nella galleria per andare a trovare i propri cari. La signora Monica Zanon, che spesso si reca al cimitero, ha più volte segnalato il problema senza ottenere risultati. Cioè, vede, la fila questa qua, la prima ancora abbastanza sana, vede la terza fila da qua come sono presi? A ognuno manca un pezzo di vetro. Io l'ho denunciato più volte questo fatto agli operatori del Contarina, agli uffici cimiteriali, al vigile che passava di sorveglianza, però tuttora non hanno risolto il problema. È dal 2004 che vengo qua in cimitero. Continuano a cadere pezzi? Ieri. Questo è accaduto ieri. Questo è accaduto ieri mattina, mancava poco a mezzogiorno, si è rotto in 3 pezzi, ho preso i pezzi più grossi. La signora Zanon, oltre a segnalare che da 13 anni i vetri cadono dai lucernai, ha evidenziato le numerose infiltrazioni dal tetto. Nel pavimento ci sono spesso pozzanghere che rendono scivoloso il percorso, con il rischio di caduta per le persone anziane. Fatto presente che questo, quando piove c'è tanta acqua sotto, però viene sempre risolto il problema mettendo un cartello pavimento bagnato, ma non è questo il sistema per risolvere il problema. Ed anche voi, se avete qualcosa da segnalare alla nostra redazione, potete contattarci Lo dico ad Antenna, lo spazio è riservato proprio a voi telespettatori. Potete segnalare disagi, problemi, noi interverremo. I contatti li vedete in sovraimpressione, redazione@antenna3.it è l'indirizzo mail, il numero per SMS e WhatsApp è il 351 1755 340 oppure
La segreteria telefonica è allo 0422 02 30898. Come sempre saremo al vostro fianco per cercare di risolvere insieme piccoli e grandi problemi. Ed ora vi ricordo 20:10, l'approfondimento quotidiano dei nostri TG che torna subito dopo il notiziario. Ospiti questa sera di Ferdinando Avarino, Giacomo Vendrame della CGIL e Vendemiano Sartor della Confartigianato. Si parlerà di legge Fornero, abolirla o no. È tutto per questa edizione, come sempre in chiusura uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, sarà infatti per lo più soleggiato un po' ovunque, ma con locali e innocui addensamenti. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sole splendente, oggi su tutto il territorio della nostra regione, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso sui settori più orientali. Diamo anche uno sguardo alle temperature. Le massime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori minimi tra lo 0 e i 3 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche qui bel tempo soleggiato oggi su tutta la nostra regione, con il cielo che sarà al massimo poco nuvoloso. Più nubi potranno peraltro formarsi sul Triestino, ma sempre del tutto innocue. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 10 gradi, minime tra lo 0 e i 3 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Splendida giornata di sole oggi su tutta la nostra regione, con il cielo che sarà pressoché sereno ovunque. Da segnalare solamente qualche nube sparsa sui confini dell'Alto Adige, ma anche locali foschie. Le temperature massime saranno comprese tra 4 e 7 gradi, valori minimi tra -4 e 1 grado. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati da nord-est. Dal meteo è tutto, arrivederci. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.